Parlare di bail-in è una forzatura. L'obiettivo del governo è scongiurare questa ipotesi e supportare il rilancio delle due banche. Lo promette il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Per il momento, quindi, la norma, che dà in sostanza la possibilità allo Stato di mettere le mani nel portafoglio degli italiani per salvare le banche, non è all'ordine del giorno. Baretta ha poi ribadito che in caso di intervento dello Stato nel capitale delle due popolari, i rimborsi degli azionisti azzerati non potranno migliorare e ha auspicato quindi che le adesioni al piano di rimborso crescano ulteriormente. E proprio su questo fronte bisogna registrare la tensione e gli scontri verbali durante l'incontro convocato dalle associazioni dei piccoli azionisti di Popolare di Vicenza e Veneto Banca a Treviso. L'obiettivo era trovare una linea comune rispetto alla scelta tra l'adesione o meno all'offerta pubblica di transazione. Presenti decine di azionisti vicentini. Il clima si è surriscaldato sia per le modalità di svolgimento della riunione, sia per divergenze e scambi reciproci di accuse fra i rappresentanti dei comitati, leader divisi in merito alla strada da seguire. Ma non solo, secondo rumors interni, alcuni comitati hanno cercato di utilizzare il disagio degli azionisti a fini politici, rappresentando la vicenda delle due banche come un disegno dello Stato centrale per depredare il popolo veneto dal suo patrimonio.